Praticamente dopo la pandemia, visto che a febbraio del 2020 la festa andata probabilmente è stata una delle ultime feste patronali a essere stata svolta, un mese dopo ci siamo ritrovati chiusi in casa e da lì praticamente per 2 anni non abbiamo avuto più la possibilità soprattutto anche di vedere Sant'Agata oltre che la festa in generale. Oggi praticamente dopo 2 anni, dopo più di 2 anni, abbiamo la possibilità di nuovo di vedere il busto e le reliquie di Sant'Agata in cattedrale, come esposizione però diciamo di un giorno sull'altare. Dire cos'è Sant'Agata per i catanesi è molto difficile, soprattutto perché È una cosa finale. ufficialmente è la patrona di Catania, però io credo che sia spesso per i catanesi una figura di riferimento che va quasi all'interno della famiglia. Una madre, una sorella, vista anche l'età di Sant'Agata accertata di 17-18 anni, e vederla dopo 2 anni sicuramente ci fa sicuramente capire, oltre il ricominciare, ma questo ormai l'abbiamo visto in tanti termini, il fatto che comunque siamo di nuovo qua e spesso si diceva, sai, anche perché la festa di Sant'Agata, cioè, molti criticano il fatto che molti vengono soltanto per la festa in sé, per un fatto soltanto di folklore, però il fatto invece che oggi Sant'Agata si trovi sull'altare senza nessuna festa, senza nessuna processione, ma la gente c'è ed è lì, vuol dire che poi veramente il vero devoto è qua, non è poi il folklore la cosa principale.